lui non vorrebbe. Mi metto da questa parte, perché qui al museo sono suscettibile. Vieni qua, vieni al museo. Perché ogni volta ti devi fare chiamare? Ma perché? Perché si deve fare chiamare? Al museo sono suscettibili. Al museo non ti puoi muovere, al museo non puoi fare, guarda che... e ti bloccano. Non puoi fare niente, hai capito? Qua, siamo qua, insieme al museo. Questo, signori miei, è uno speciale che ha dell'incredibile, signori miei. Prendi l'arte e mettila da parte. Ribadiamo, lo vogliamo ribadire il concetto, perché quest'opera qua, questa che io ci fionderei, guardi, mi può anche fra poco mi arresterà. Qua da me vieni. Io non devo vendere le opere, d'arte. Mi devo vendere questo cameraman. Ma chi se lo compra? Devo parlare piano perché siamo al museo. Allora mi scrivo nel vetro: chi se lo compra? Nessuno. Allora andiamo allargo, andiamo alla Mona Lisa. Signori miei, oggi mi deve arrestare, perché sto per compiere lei c'ha le manette, chiaramente. Va bene, allora sono incatenato, incateno il prezzo. Hai capito che è un simbologismo? Incateno il prezzo, e per farti capire che si sono rotte le manette. Scateniamo il prezzo. Allora vieni qua quando ti parlo. Abbiamo scatenato il prezzo. Allora il prezzo fallo tu della moneta. Quando andiamo qua adesso. Signori miei, andiamo qua. Questo è il perché delle manette così. Avete capito come corre? Lo avete capito? Allora andiamo al nostro quadro, signori miei. Allora, mezzaluna, mezza faccia. Mezzaluna, mezza faccia! Ci rendiamo conto, signori miei, che l'autore ha voluto regalarci un grande paesaggio che se fossimo in TV sarebbe a schermo intero. E la mezza testa del soggetto che si può toccare. Quello, signori miei, per quello arrivano le telefonate. Sentite come arrivano? Tu che hai telefonato adesso, tu che mi sono scatenato, lo sai quant'è il prezzo? Lo vuoi sapere o no? Che c'ho il collo come la giraffa, abbassati! Il prezzo è 21.000 euro. Fallo, 21.000. Non la tocco. Dove andiamo? Andiamo di qua, si metta là. È che mi voglio fiondare. Invenduto. Quello non lo venderemo mai. Allora vieni di qua. Ecco, vieni di qua, guarda che meraviglia. Quello, signori miei, ecco, tiro a segno che parte che può essere oggi tiro a segno, domani Cupido. Capisci che è Cupido? Ti devo pregare per... Sento la telefonata, l'ho sentita. Venduto, lo sapevo che lo compravate. L'ho scatenato. Quanto l'abbiamo venduto? Quanto è il prezzo? Quanto? Nemmeno ve lo voglio dire. Ce l'abbiamo fatta, signori miei. L'abbiamo finalmente venduto. 11 euro più IVA al 22, spese di spedizione 21.800 euro. Prendi l'arte. Non mi muovo. Prendi l'arte, mettila da parte. Insieme al museo. E vede che il quadro è contento, balla! Perché va a casa di una persona, guardate. Ce l'ha fatta. Avete capito che ce l'ha fatta? Cioè lui no, ma lei sì. Prendi l'arte, mettila da parte. Una volta che ci avrai incontrati non ci arresterà più. Cioè, io vorrei sapere se una Ho perso la chiave. Chi dove dà chiave, chi dà balla, e io arresto il chiamanetto. Ma come si leva ora? Questa è l'ultima. 2 amiche. Ma tu, quando fai l'amore con tuo marito, ci parli? Ma chi sta scherzando? Chi tu si dia se ci chiamano mentre cacciavai? Questa è l'ultima.
Casugno, benvenuti alla televendita Cose di casa tua. Oggi tantissime offerte nuove. Semi meghi tutti, semi number one. E io sono Gianni! Lo sappiamo. Lo sappiamo chi Stiamo sono. parlando della televendita. La televendita, Se il sì. bonifico è immediato. Un pacco è assicurato! No, non si dice, non si dice. Ah. Però faccio lo spettacolino allora, va bene? Non è il momento. No, no. Stiamo facendo una La televendita. recita neanche. Anzi, le linee sono aperte, come vedete il numero in sovraimpressione, chiamate quando volete. Non riattaccare per favore, ho bisogno di parlare. Ti devo dire qualche cosa, vuoi detto? Pronto, chi c'è in linea? Buonasera, sono la signora Cirriccione del piano di sopra. A 6 mesi che siete attaccati al mio contatore. Mi avevate promesso che facevamo metalluno con la luce, invece niente. Acetto signora, abbiamo deciso di fare metalluno. Noi consumiamo la luce e lei paga. Più divisione giusta di questa non mi sento. Ma però non ho capito, ma che cosa vuole? la che signora? cosa vuole? Che cosa vuole? Dice che... Tranquillo, se me le poppetto e ne paga pure l'acqua. Bravo Gianni! Gianni! Faccio lo spettacolo! No, spettacolo. Signori, solo per oggi. Alla modica cifra di 99,9 centesimi e portatevi il resto perché noi altri spicciolo non arriviamo. E non ci stiamo guadagnando niente signora. Niente, regalato. Proprio che cosa abbiamo, Piero Denz? E allora oggi abbiamo la mitica e stampante Luxury, così capriccio. Signori, siete muro con ospedale che manco gli potete comprare il gelato a vostro figlio? Ma quella è panna per me, per È favore. un Una esempio. coppetta, una coppetta. È un esempio, la sa usare. Avete un fisco che vi sta pure a casa perché volete se volete scappare Io dall'Italia? per questo non ci sono mai a casa. Ma non ci interessa, fallo finire. Oggi non siamo qui per vendere ma per regalare, signori, la stampante Luxury. E che cosa fa questa stampante? Questa stampante stampa tutte cose. Ci hanno fatto pure la canzone. Ti sei pa 20 euro. Dai stampa. E bem! Ti sei buo passapo e tu. Tu stampa. Ma è fasullo! Stampa. Io pure l'ho usata la stampante, sì. Sì, perché Ci cosa? ho fatto la laurea, mi sono fatto 2 lauree. Che laurea? Una l'ho fatta in ingegneria e una invece l'ho fatta per fare il dottore. Che tipo di dottore? Il ginecologo. Vabbè, io veramente... Stampante Luxury! Ma ogni qualcuno stampata laurea, facoltà, la scegli tu. Bravo Piero Denz! Spettacolo! Vabbè, te lo faccio lo spettacolo alla recita e faccio questo. Ah! Cos'è questa cosa? Hanno dato prima per fare il teatro qua. Ma che ci non mi frega? piace, non mi piace. Faccio Ficco. l'altra cosa faccio. Oh Romeo, perché sei tu Romeo? Non potevi essere Gianni, che è più Ma facile. che c'è? bello Stiamo Gianni. facendo una televendita! Sì, Vado a finire, sì, Gianni! no. Oh! Che cosa abbiamo in omaggio oggi, Piero Denz? Oggi, solo per oggi, signori, 2 bellissime fede nuziali in oro dal peso di 12 grammi. Calde! Caldissime, con Bello, scritto all'interno Nancy e Brian. Signori, che se vi chiamate così va benissimo, altrimenti fottetevi in tante scritte di non sapere. Bravo Piero Denz! Io sono Gianni, io sono Gianni. E c'è Fedez. Vede, no. Ma buona, signori, chiamate quando volete. Quella, Attenzione, quella. abbiamo la prima chiamata. Pronto, chi c'è dall'altra parte? Buonasera, sono Brian. Che coincidenza, Brian, preciso. Ti sei aggiudicato l'intero pacchetto. Veramente chiamavo solo per le fedi. Ah, quindi sei sposato? Certo. E con chi? Con Nancy. È coincidenza incredibile, perfetto. Allucinante. Le fedi sono nostre. Come? Certo, avete chiamato, le fedi sono vostre. No, le fedi sono nostre nel senso che hanno grattato voi stamattina da per un Signori, pico. abbiamo finito con le offerte e scappottiamo per la cannelletta di maniatte. Chiamate, alzate la cornetta. Oh, Pacco, ma aspetta, amore, Ciao! Alla prossima, alla prossima! Che gioco è questo? Baseball. Sì! Cosignao? Eh? Cosignao? Ma che c'entra, zio? Metti il sticker di baseball. Ma avevo capito. Ma i botti non ne so. Dacci la porta al bagno e a casa c'è chi c'è la conferenza stampa. Sì, e dai, ce la porta Iaci, guarda con che risposteroni. Vieni tu che domani fai. Ah. Da come ci vogliamo a testa qui? La moglie non si può dare, la moglie.
Mia moglie di Rossetti ne ha 67 tonalità diverse, tutte sfumature di rosso. 67 sfumature di rosso. Io del rosso ne conosco solo uno, quello di un paio di mutande che ogni tanto mi metto a Capodanno. Per mia un rosso è uno, e da nave 67 sfumature diverse. Prendimi il rossetto, è quello colore rosso paprika cubana. Paprika cubana, rosso paprika cubana. Ora per capire che rosso è su paprika cubana mi neghi a Cuba. Io non lo so qual è paprika cubana, io conosco questo rosso qua. Paprika cubana è più chiaro o più scuro di questo? Che camorria mia miseria. Ehi Gio, Ehi Ste, ma secondo te, visto come siamo combinati, ma ti pare giusto oggi come oggi fare figli? ma secondo te, visto come siamo combinati, ma ti pare giusto oggi come oggi rompere i cabasisi alle 8 di mattina? Vuol dire mio cugino Ciccio, con tutto che è disoccupato, già è al terzo figlio. Che ti devo dire? Mio cugino Totò non mette mai piede in casa e di figli ne ha 5. E perché non ci mette piede a casa? È sempre a lavorare. No, perché non c'è più spazio in casa per lui. Io gliel'ho sempre detto e lui mi ha sempre risposto: capa la casa quanto vuole il padrone. Fino al quinto figlio, capa la casa quanto vuole il padrone. E com'è finita? Che il padrone di casa li ha buttati fuori. Mio cugino, dopo il secondo figlio, aveva detto che non ne voleva più e invece ha fatto il terzo. Gio, pure mio cugino dopo il secondo figlio aveva detto che non ne voleva più. E intanto è arrivata al quinto. Ma come mai? E chiediglielo a sua moglie. Pensa che dopo il secondo figlio aveva detto basta, il maschio di casa sono io e decido io. E considera che mio cugino è il tipo che, quando prende una decisione, non torna mai sui suoi passi. E lei come ha fatto a convincerlo? Gio, gli ha regalato una sedia a rotelle. Bella però, sai. Che poi mio cugino è un miracolato, non riusciva ad avere figli, ma ha sempre sentito una voce che diceva: ce la puoi fare, ce la puoi fare. Gio, pure mio cugino ha sempre sentito una voce. E che gli diceva la voce? Scendi il cane, butta la spazzatura, leva le calze dal divano. Addirittura è finito dallo psicologo perché sentiva le voci pure al lavoro. E come ha risolto? Ha buttato il telefono. Lei lo chiamava 100 volte al giorno. Oltretutto mio cugino non lavora e ha deciso di mandare i suoi figli all'università, ma se non ha neanche i soldi per mangiare. Gio, in questo hai ragione. D'altronde in Italia con la cultura non si mangia, si pensa. Tu ci avevi pensato? No. Non avevo dubbi. Non scherzare, ce ne sono 100.000 laureati e sono disoccupati, ma non è meglio farli fare il calciatore o l'influencer? Sì, Gio, molto meglio. Mia sorella li ha fatti studiare i miei nipoti, sono diventati uno avvocato e l'altro magistrato. L'altro giorno ero a casa sua, mi arriva una telefonata di un amico mio e mi dice: scusa, se sei impegnato ti rubo solo 2 minuti. Oh, quelli appena hanno sentito la parola ti rubo lo volevano denunciare, facevano come i pazzi. Ho dovuto chiamare il mio avvocato per accordarmi con i miei nipoti. E com'è finita? Che mi fottero 100 euro. Gio, se erano ignoranti questo succedeva? No, anzi, glieli fottevo io 100 euro a loro. Ste, ma tu non pensi che oggi nel mondo siamo troppi? Gio, e tu non pensi che oggi nel mondo siano troppi a non pensare? Io non lo so, ma come fanno a fare tanti figli senza pensare? Gio, perché per fare figli non ci vuole questa testa, ce ne vuole un'altra. Ma quale? La tua. Comunque, secondo me, non è giusto che oggi chiunque possa fare figli. Come? Scusami, non ti ho sentito bene, che forse il telefono è un poco sminchiatello. Dico, secondo me, oggi come oggi, non è giusto che chiunque possa fare figli. Ah, allora avevo capito bene, il telefono non è sminchiatello, Gio, è buono. Quello sminchiatello sei tu. Ma che vuoi dire? Ma che vuoi dire tu? Ci sono figli e figli. Ci sono figli delle stelle, figli della buona sorte, figli del nostro tempo, figli e figliastri, figli di papà, figli di famiglia, figli di nessuno e figli d'arte. Ma tu, che figlio ti senti? Veramente? Lascia stare, si è capito che figlio sei. Gio,
I figli so piezzecore, i figli sono il bastone della vecchiaia, ogni scarrafone è bello a mamma soia, 2 figli sono meglio di 1 e 3 figli sono meglio di 2. Sì, ma non mi dire pure che i figli sono un dono perché io non ci credo. Certo, Joe, fai bene a non crederci, perché se è vero che i figli sono un dono, a tuo padre gli hanno fatto il pacco. Amici d'insieme, finalmente sto per arrivare da voi. Però prima facciamo una cosa. Alexa, cose per sicurezza. Mi dici le previsioni del tempo di oggi? Previsioni del tempo. Oggi è previsto il sole. Ah, meno male, che bello. Una giornata di sole. Buono. Allora, amici d'insieme, sto per arrivare da voi. Che è successo? Non sei andato più ad insieme? Alexa, vaffanculo. Adesso metto una canzone per rallegrarti.